Il loro ruolo è importantissimo per sostenere a scuola bambini e ragazzi disabili sensoriali, ma la loro figura altamente specializzata non viene riconosciuta come dovrebbe. Per questo la CGIL ha organizzato una mobilitazione. In Veneto parliamo di circa 450 lavoratori per 1000 casi e quindi parliamo in realtà di una figura in qualche modo considerata di nicchia, quando di nicchia non dovrebbe essere, anche perché risponde a un dettato normativo che è la legge 104 rispetto all'articolo 13 e rispetto all'assistenza ai disabili sensoriali che lo Stato deve garantire. Il tema vero è che questi lavoratori traducono a questi ragazzi con queste disabilità e danno la possibilità agli stessi di frequentare le lezioni e in qualche modo stare dentro il processo dell'istruzione. Attualmente queste lavoratrici e lavoratori che si occupano di alunni e alunne non vedenti o con non udenti oppure con deficit cognitivi si trovano in una situazione per la quale hanno dei contratti di lavoro per lo più a part-time, per i quali vengono pagati solo nel momento in cui il ragazzo o la ragazza sono presenti in servizio, con quella che si può definire una vera e propria prestazione a cottimo, nonostante abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato nella maggior parte dei casi. Questo perché in seguito alle scelte che sono state fatte in ambito nazionale e regionale nello specifico, questo servizio è stato completamente appaltato, quindi non è gestito direttamente dal pubblico, ma di cooperative che a loro volta vengono pagate solo quando riescono a dare effettivamente il servizio. Ritrovandosi anche con buste paga di 10-15 euro al mese. Sono figure che facilitano la comunicazione degli studenti disabili, stimolando, mediando tra loro e il gruppo classe. Per questo il sindacato chiede vengano internalizzati e trattati come le altre figure professionali dell'ambito scolastico.